Ciao a tutti cari amici, bentornati nella mia pagina La Cucina di Pippi. Oggi prepareremo insieme un dolce tipico della Pasqua sarda, savardula, uno scrigno di pasta violata con il ripieno di formaggio fresco pecorino. Troverete tutta la preparazione della pasta violata qui nel mio canale YouTube, dove ho preparato passo passo una video ricetta della pasta violata. Andate a cercarla, magari vi metterò anche il link qui sotto. Andiamo allora a preparare insieme saspardulas. Qui tutti pronti gli ingredienti che ci servono per preparare saspardulas. Per prima cosa naturalmente la pasta, si tratta di pasta violata. Io ce l'ho già pronta, voi troverete tutto il procedimento pari pari qui nel mio canale YouTube. E poi ecco qui il formaggio, si tratta di pecorino fresco, io l'ho macinato con la macchinetta, ma voi lo potete anche grattugiare. Poi per l'interno ci serviranno le uova, 3 uova medie, un etto di farina debole, farina 00 intendo, un etto di zucchero e dei limoni. Possono essere 2, 3, l'importante è che il limone ci sia e che sia biologico, importantissimo. Andiamo allora a preparare la spardulas. Le uova, il limone e lo zucchero. Iniziamo a girare, vediamo anche la consistenza del formaggio, perché poi dobbiamo aggiungere un po' di farina. Io vi ho detto circa 100 grammi, ma adesso vediamo. Sarà necessario mettere la mano dentro sicuramente. Iniziamo a mettere un po' di farina e giriamo con la mano a questo punto. Molto morbido, ne mettiamo ancora un po'. Magari è necessario, non è necessario tutti i 100 grammi di farina. Proviamo, no, è molle, andiamo avanti, magari ce ne vuole anche un po' di più, 20 grammi. Proviamo. Vediamo se la pallina rimane bella. È pronta. Va bene. Lo mettiamo a riposare e poi andremo a formare saspardulas. Il ripieno pronto, l'abbiamo già preparato. La pasta, che è la pasta violata, che voi trovate sempre qui in YouTube, sempre nel mio canale, pari pari, tutta la video ricetta. Andiamo a tagliare un piccolo pezzo e poi andiamo a stenderla così con il mattarello per prepararla poi andare alla sfogliatrice.
Io ho qui davanti a me anche dei coppa pasta, vedete? Un altro. Oppure semplicemente così facciamo il segno e poi andiamo tutti intorno a tagliare con la rotellina. Eccole. Iniziamo a sfogliare la pasta, prima al più grande, no? Al più largo, addoppiamo la pasta, certamente la passiamo un'altra volta, sempre nel primo, poi andiamo al terzo e sfogliamo ancora. Adesso facciamo quello finale, andiamo direttamente al terzultimo. Andiamo allora a formare proprio con il tagliapasta savardula, vedete? Voi le potete fare più piccole, più grandi, come volete. Usate lo stampino che volete oppure le ritagliate direttamente. Per ritagliarle le faccio un segnetto così e poi uso una bella rotellina, molto carina, Oppure ne ho un altro a forma di fiore, eccolo. Andiamo allora, prendiamo un po' di ripieno, lo lavoriamo un pochino a forma tonda, così dovrebbe stare, non si deve sedere, deve rimanere bella la pallina, e la appoggiamo al centro. Se vi sembra piccola ne aggiungete poco a poco. Non deve essere né poca e né molta, giusta. Anche in base ai cerchi che avete fatto, ai tondini. Questo per esempio il fiore è più grande e quindi ci vorrà più ripieno, infatti questo lo sposto qui così e questa qui. Ecco, sono pronti per chiuderli. Prendiamo così i pizzichi e lo appoggiamo sul formaggio, sul ripieno e lo chiudo. Lo stringo bene sotto, non si deve aprire il dolce, lo appogio anche giù e lo abbasso così le do un bel garbo. Chiudere tutte le alette, i pizzichi ed è pronto. Andiamo di nuovo sempre a chiudere, ricordate che dovete farlo regolare questa chiusura
per non aprirsi in cottura. Però se vi sembrano anche che non sono perfette, non vi preoccupate, quando vanno in cottura e si gonfiano vedrete che saranno belle, però cercate di farle sempre il più regolari possibili. Allora amici, è arrivato il momento di metterli in forno naturalmente, col forno già in temperatura, a 180 gradi per circa 25 minuti. Ricordatevi di non aprire mai il forno durante la cottura, deve essere proprio finita completamente la cottura, perché altrimenti, essendo un piccolo soufflé, si abbasserebbe inesorabilmente. Ecco qui cari amici, i dolci sono pronti, la spardulas in questo caso. Guardate la meraviglia, veramente un cestinetto, uno scrigno di tanta bontà. Vi ricordo che Savardula è pronta, la cottura, quando è bella gonfia e dorata. In alcune zone della Sardegna le fanno anche di ricotta e sono davvero buone. Noi nel mio territorio del Guigia le facciamo esclusivamente di formaggio. Vi ricordo allora cari amici di seguirmi sempre e di iscrivervi al mio canale YouTube e di attivare anche la campanella. E se tutto questo che vi presento vi piace, lasciate sempre un like. Vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao a tutti!